Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta, pizza Regina Margherita Alta Cameo 375 grammi a €2,69. Birra Nastro Azzurro 62 CL a 95 centesimi. Olio extravergine di oliva De Santis 1 litro a €4,99. Gelato Groovy San Montana 4 pezzi a €3,49. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Medis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecché, questa volta con il notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo oggi con una novità dell'ultima ora da Barissardo, è un'importante novità per la sanità perché a partire da domani, venerdì 1 maggio, torna finalmente operativo il servizio di emergenza urgenza 118, assente dallo scorso ottobre. A dirlo, a farlo sapere, sono stati proprio gli amministratori del comune di Barissardo, una riattivazione molto attesa dai cittadini che negli ultimi mesi hanno dovuto fare i conti con i tempi di intervento più lunghi e maggiori rischi nei casi di emergenza sanitaria. Il servizio operativo 24 ore su 24 con una postazione di base verrà gestito dall'associazione Le Grazie Onlus su incarico di Areus. La base operativa sarà ospitata in un immobile comunale situato al primo piano della palestra della scuola media. Gli spazi sono stati organizzati per garantire la massima sicurezza, dice il sindaco Ivan Mameli. Accessi e aree dedicate agli studenti sono infatti separati da quelli utilizzati dai mezzi di soccorso, consentendo così attività scolastiche e operazioni di emergenza senza interferenze. Sono previsti inoltre ulteriori interventi strutturali, tra cui l'installazione di una rete di protezione per delimitare il percorso delle ambulanze e la realizzazione di un nuovo spazio sportivo. La riattivazione del 118, fanno sapere dal comune, rappresenta un passo fondamentale per il territorio, garantirà interventi più rapidi ed efficaci a beneficio sia dei residenti sia dei numerosi turisti che frequentano la zona durante la stagione estiva.
Andiamo avanti, ci spostiamo a Lanusei, svolta sull'acqua, l'abbiamo anticipato nei giorni scorsi, entriamo oggi più nel dettaglio. Il futuro del sistema idrico dell'Ogliastra è stato il tema centrale dell'incontro tra il Consiglio Comunale di Lanusei e i vertici di Abbanoa. Un progetto atteso da tantissimi anni dai cittadini. Nel corso del Consiglio Comunale i vertici di Abbanoa hanno illustrato nel dettaglio lo stato di avanzamento dello schema 17, un intervento strategico per garantire maggiore stabilità nell'approvvigionamento di acqua potabile. È pronto il documento di fattibilità delle alternative progettuali che sarà presto esaminato in conferenza di servizi. Questo passaggio sarà decisivo per stabilire la posizione definitiva delle opere e avviare la progettazione. Il piano prevede la costruzione di un nuovo potabilizzatore nel territorio di Villagrande Strisaili e la realizzazione di una dorsale lunga circa 30 km dal Flumendosa fino all'Oceri, approvvigionerà quindi 7 paesi ogliastrini, un'infrastruttura che permetterà di superare così la dipendenza dalla stagionalità delle fonti locali. I tempi? Circa 6 anni per completare l'opera, ma l'obiettivo è risolvere in modo definitivo le criticità idriche della zona sud-occidentale. All'incontro hanno partecipato i sindaci dei comuni coinvolti, che hanno ribadito l'importanza della collaborazione per velocizzare procedure e autorizzazioni. Spazio anche agli interventi già in corso. Attenzione puntata sull'adduttrice di Baunei, spesso soggetta a guasti per via dell'elevata pressione. Previsti interventi tecnici per ridurre le sollecitazioni e migliorare l'efficienza anche attraverso nuove tecnologie e sistemi energetici. Torniamo su Barisardo, novità anche sul campo sportivo dedicato al calciatore scomparso Mario Todde. Arrivano nuovi interventi dove sono ormai in fase di conclusione i lavori nel campo sportivo in località Circillaia. A darne notizia l'assessore Andrea Murru, che ha illustrato l'ultimo intervento in corso, la realizzazione di una nuova platea in cemento davanti alla tribuna spettatori, un'opera pensata per migliorare la fruibilità e la sicurezza dell'impianto. Il costo complessivo dei lavori supera i 30.000 euro, risorse provenienti da fondi vincolati destinati alla gestione degli impianti sportivi erogati dall'Unione dei Comuni d'Ogliastra. Si tratta di un altro tassello nel percorso di riqualificazione delle strutture sportive del territorio, dice Murru, con interventi progressivi che stanno contribuendo ad alzare il livello qualitativo degli impianti a disposizione della comunità. E ora una bella notizia che riguarda Baunei, ma tutta l'Ogliastra, perché Cala dei Gabbiani è tra le spiagge più belle del pianeta. Prestigioso riconoscimento internazionale. È stata pubblicata la classifica 2026 delle spiagge più belle del mondo, stilata dal sito World's 50 Best Beaches. Dopo il primo posto conquistato lo scorso anno, Cala Golorizza è entrata nella speciale categoria Best of the Best, una sorta di Hall of Fame che raccoglie le spiagge più iconiche al mondo. Nella stessa lista compare anche Cala Mariolo, ma la vera protagonista di quest'anno è Cala dei Gabbiani, che conquista il 18° posto nella classifica mondiale, risultando terza in Europa e prima in Italia. Presente nella graduatoria europea anche Cala Luna, che si posiziona al 46° posto, un risultato che conferma il valore naturalistico e paesaggistico del territorio e rafforza l'impegno delle amministrazioni locali nella tutela ambientale e nella sicurezza. Prosegue infatti il sistema di prenotazione per l'accesso alle spiagge, già introdotto lo scorso anno, con l'obiettivo di garantire equilibrio tra conservazione e attività turistiche. Queste sono le parole dell'amministrazione comunale di Baunei. Andiamo a Tortolì, 1 maggio in Lagune, torna infatti Lagune aperte tra cibo, musica e natura. A Tortolì quindi il 1 maggio si celebra in peschiera, nella laguna San Giovanni, la grande festa organizzata dalla cooperativa Pescatori Tortolì con il patrocinio di Confcooperative Nuoro Ogliastra. Un evento gratuito aperto a tutti con 50 banchi tra cucina di mare, street food, birre artigianali e artigianato sardo. In programma anche 13 concerti dal vivo, attività per bambini e giri in battello nello stagno per un'esperienza immersiva unica nel suo genere. Protagonista assoluta la laguna,
dove sarà possibile partecipare a visite guidate sul battello e a piedi per scoprire da vicino flora, fauna e attività di pesca e allevamento tra ostriche, orate e mitili. Un primo maggio pensato per famiglie, turisti e residenti all'insegna della convivialità. Attenzione però alla viabilità. Per tutta la giornata saranno attive modifiche alla circolazione nella zona peschiera con divieti di transito e sosta e accessi regolamentati, previsti servizi di navetta e aree dedicate per garantire sicurezza e organizzazione. E ora concludiamo il nostro notiziario con Savesta Antiga. A Tortolì è tutto pronto per un fine settimana all'insegno della tradizione e dell'identità culturale. Infatti il 2 e il 3 maggio ci sarà la prima edizione di un evento che trasformerà il centro storico in un grande museo a cielo aperto, 2 giornate dedicate alle nostre radici tra antichi mestieri, sapori autentici e atmosfere di altri tempi. Per parlare meglio di questo evento abbiamo il piacere di avere in videocollegamento con noi gli organizzatori, il presidente della Proloco Rocerosse Fabrizio Palmas e l'assessore con delega al turismo del comune di Tortolì Michele Fanni. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere intervenuti in videocollegamento. Allora inizierei da Fabrizio. Ci racconta questa prima edizione, che cosa potranno trovare i visitatori questo fine settimana a Tortolì? Allora, buongiorno a tutti. Vi racconto Savesta Antiga. Savesta Antiga è un evento che avevamo messo in programma da quando praticamente è nata la Proloco Rocerosse. Finalmente, dopo un po' di anni del mandato in cui sono presidente, siamo riusciti a realizzarla. Grazie anche al comune di Tortolì che ci sta supportando in tutto e per tutto, e stiamo riuscendo finalmente a fare insomma la Savesta Antiga. Savesta Antiga è una Cortes che rientra nel programma di Primavera nel cuore della Sardegna. Finalmente anche Tortolì riesce a realizzarla, dopo che tutti i paesi in Ogliassa comunque la stavano già realizzando, noi ancora non ce l'avevamo. Infatti quest'anno ci sarà la prima edizione. Ci saranno circa 25 Cortes dove si potranno degustare prodotti tipici proprio locali, a chilometro zero anche. Ci saranno artigiani, hobbisti e tanti intrattenimenti durante la manifestazione. Inizia sabato 2 maggio a partire dalle 11 e si ripeterà la domenica sempre dalle 11. Oltre che le Cortes si potranno anche visitare i monumenti, quale il Teatro San Francesco, dove ci sarà una mostra, il campanile della chiesa Sant'Andrea, la Sadomu Beccia che sarà allestita ad hoc per la manifestazione, e poi ci saranno intrattenimenti e tanti ospiti come la maschera tipica Soscorriolos di Neoneli, poi ci saranno un concerto itinerante a cura di Sucuncerto Antigu e tante altre cose. Insomma, questo è il succo della manifestazione. Sì, un programma veramente ricchissimo, si svolgerà tutto nel centro storico, tra il Corso Umberto, le vie limitrofe. Consigliere, che cosa ci può dire? Voi supportate questa manifestazione, che cosa vuol dire per Tortolì questa manifestazione? È un evento che abbiamo sposato subito quando la Proloco ce l'ha presentato, e infatti l'abbiamo subito presentato nel programma del Primavera nel cuore della Sardegna, promosso dalla Camera di Commercio di Nuoro, che ringraziamo per l'importante lavoro che ha svolto per la promozione di questo evento, con tantissima pubblicità in tutta la Sardegna, negli aeroporti della Sardegna. È importante che Tortolì sia apparso nella pubblicità a livello regionale, in modo da rafforzare appunto il nome della località turistica. È un'importantantissima manifestazione, è la sua prima edizione, quindi ci siamo tutti impegnati affinché possa svolgersi nel migliore dei modi. Dal punto di vista del traffico sicuramente ci sarà qualche variazione, anche se si svolge comunque all'interno del centro matrice di Tortolì.
ci sarà giusto qualche cambio per il traffico e delle nuove zone parcheggio che verranno adibite appunto in occasione della manifestazione. Comunque tutta l'ordinanza è disponibile sul sito del comune, perciò per chi volesse approfondire può tranquillamente consultare nell'home page del comune l'ordinanza. Benissimo, Fabrizio ci ha detto 25 cortes, quindi si potranno gustare i sapori tortoliesi, vedere artigiani, assistere insomma alle vecchie tradizioni che a volte spesso anzi dimentichiamo. Ci sarà un percorso segnalato per trovare le 25 cortes, abbiamo visto insomma la locandina, ci saranno indicazioni per i visitatori? Sì, esatto, c'è una segnaletica predisposta dalla Camera di Commercio che verrà affissa nel Corso Umberto e nelle vie limitrofe, in modo da facilitare la visita dei punti di ristoro e degli hobbisti. Inoltre nel piazzale multipiano saranno anche presenti 5 artigiani, uno stand della Einstein Telescope, in modo da divulgare l'informazione di questo importante progetto. Bellissimo. Un invito ai nostri radioascoltatori: perché non dovrebbero perdere questa festa antica questo fine settimana? Perché è la prima edizione, è una festa unica. Tortolì ha sempre saputo distinguersi in questi eventi, perciò ne varrà la pena che tutti debbano partecipare a questa festa antica. Perfetto, grazie mille. Allora ricordiamo, appuntamento è sabato e domenica a Tortolì, nel centro storico di Tortolì. Grazie per essere stati con noi e buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie a te Federica. Grazie a voi. Ecco, abbiamo appena sentito quindi gli organizzatori, il presidente della Proloco Croce Rossa Fabrizio Palmas, il consigliere con delega al turismo del comune di Tortolì Michele Fanni. Ci hanno illustrato il programma di Savesta Antiga che debutta alla sua prima edizione, un programma veramente ricco di eventi. Ci sarà anche tanta musica tradizionale, oltre appunto a rivivere gli antichi mestieri, sapori e atmosfere di altri tempi di una Tortolì del passato. Noi chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo lunedì 4 maggio, domani il 1 maggio, quindi festa dei lavoratori. Vi auguriamo a tutti una buona festa, e soprattutto per chi lavorerà anche domani, assicurando il servizio per tutti noi. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. Torniamo lunedì.